Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Longi dal campo comunale Concadori Monreale, benvenuti alla 23esima giornata di Allievi Elite Under 17, benvenuti a uno dei classici che può offrire il calcio palermitano giovanile, benvenuti a Cus Palermo contro Panormus. Sono passate varie storie tra queste due formazioni, dalle queste due società negli ultimi anni, oggi pronti a scrivere un'altra pagina nella storia di questo nostro calcio giovanile tanto amato della nostra regione siciliana. Cus Palermo in maglia rossa sul lato di sinistra, padrone di casa qui al Comune Longo di Monreale, mentre Panormus in maglia nera sulla nostra destra. Oggi scontro importante, terzo contro quarto posto del girone Elite, girone A degli allievi Elite Under 17, con il Cus che si è un po' rovinato quanto creato durante il girone d'andata, e la Panormus ora cerca di stringere sul terzo posto pure per il Cus, per consolidare forse definitivamente il podio in vista di un posizionamento migliore, in vista dei playoff che verranno tra qualche settimana. Tutto pronto per iniziare. Cus Palermo in maglia rossa, come detto, Panormus in maglia nera. Sorteggio già effettuato tra i due capitani, tra Federico Scomma e per il Cus Giulio Labara. Si comincia, saluto di rito dalle due formazioni, dalle due panchine, siamo pronti per iniziare. Ricordi, sono Filippo Longi, vi terrò compagnia per questi 90 minuti di grande sport, con grande attenzione su questa gara in vista dei playoff di fine stagione. Vediamoci gli ingressi in campo, mentre possiamo anche presentare le due formazioni e chi gestirà la partita dal punto di vista arbitrale. Oggi incaricato designato speciale dalla sezione AIA di Palermo per la gestione arbitrale di questa partita, il signor Angelo Varchi dalla sezione di Palermo, come detto, mentre possiamo anche andare a dare una rapida lettura degli 11 iniziali della gara. Per il Cus Palermo scendono in campo i seguenti 11: Messina tra i pali, Patti confermato ormai nel pacchetto difensivo da sottoetà col gruppo Under 17 Elite. Ritorna in campo Benny Faina, recupero importantissimo per mister Deadero dopo l'infortunio rimediato all'ultima partita che ha giocato contro il Calcio Sicilia. Angelo Cottone, Federico Scoma, Maurizio Brusca, La Rocca, Balzano, Puccio e Gallì, quindi sono questi gli 11 del Cus Palermo, mentre per la Panormus scendono in campo Inserillo, Trepali, Andrea Tormina, Felice, Flamia, Luna, un ex importante, un ex di rilievo di questa partita, Ganci, Labara, Mantegna, Nicoletti, Salvo e Pennino, questi i 22 che scendono in campo per l'inizio di questa gara. Attendiamo il fischio inizio da parte del signor Varchi per dare il via ufficialmente a ciò che sarà questo scontro tra Cus Palermo e Panormus. Quindi comincia, fischia il signor Varchi. Siamo circa 6 minuti di ritardo al calcio inizio previsto, sono le 15.06, ma siamo in perfetta linea per questa partita con la Panormus che si lancia subito davanti. Arriva il colpo di destra da parte di Angelo Cottoni che all'ultima in casa al calcio di Scila si è reso protagonista di una gara di altissimi e di bassi, con il gol trovato per il pareggio e poi l'autorete sfortunatissima che ha deciso la vittoria calcistica e forse anche l'addio alla corsa al primo posto. Gestione Panormus, Luna, eccolo qui, prima toccato dall'ex di rilievo, l'ex di spicco di questa partita. Oggi cornice ideale, qui al Comune Longo di Monreale, campo appena bagnato, giornata soleggiata, l'ideale per una partita di grande calcio, per 90 minuti di grande sport. E qui c'è un contatto falloso, Dani, della Panormus, il calcio punizione che sarà servito in favore della squadra ospite. A battere andrà Antonio Felice. Lascia la battuta al suo compagno maglia numero 4, pronto ad andare Tiago Flamia. Destro teso verso l'area, Scoma di testa arrivata e manda via Domenico La Rocca. La palla è servita verso Ricky Galli, oggi si prende il posto titolare lui insieme a Puccio, tra i principali cambi di formazione rispetto al calcio di Cilia. Balzano pure dai primi minuti, modulo molto offensivo oggi richiesto da mister Davide Deola, mentre gestisce gira palla così la Panormus con qualche difficoltà sull'uscita. La rimessa laterale verrà servita in favore del Cus. Patti, Balzano di testa, va a cercare Galli, mette giù, l'ultimo tocco è nero, la rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa laterale Cus.
Infatti gioca veloce, Puccio prova ad uscire in mezzo a due, alto tocco nero e altra rimessa da ancora che sarà per i ragazzi del Cus Palermo. Allontana di testa la formazione ospite, Randolph Asare difende, gestisce questa palla rischiando però su qualche gestione di troppo, arriva però Benny Faila a mettere una pezza il difensore dello spirito guerriero di Mister della Deola, la seconda botta subita la testa in questo campionato, una che non si ritira mai indietro quando deve andare forte a contrasto. Ora Scoma inseguito alle spalle da Mantegna, occhio alla gestione, Federico Scoma allontana in avanti, anticipato di testa Puccio, la palla resta buona però per Randolph Fassare, il Cus prova a portarsi in avanti, brusca, Puccio cambia tutto, allarga bene verso Galli, sventaglia a cercare l'11 che lascia scorrere e ottenerla sull'ampiezza, Galli punta ora, a durotto numero 11 rientra bene Ricky Galli, salta e col mancino vuole andare morbido alla Balzano, chiuso, anticipato sul più bello dalla dieta avversaria, altro contropiede, spazio per andare in avanti, si porta così Nicoletti che allarga a sinistra verso Felice, calcia in porta, Felice non trova lo specchio della porta, primo squillo, primi istanti di gara già subito accesi in questi primi 3 minuti di partita che ci presentano già ciò che sarà lo scontro. Mentre noto con piacere siamo circa 40 spettatori collegati da casa, invito tutti a lasciare un mi piace in questo momento, ma di supporto gratuita, io ve lo ricorderò più volte durante la partita, quindi per me è un gran regalo. Torniamo in partita, allarga tutto la Rocca alla ricerca di Brusca, resta per terra Domenico La Rocca, dopo il passaggio, occhio, c'è la barra su di lui a verificare le condizioni. La Rocca richiede l'ingresso in campo del prof Davide Dalia. E forse non fa ben sperare questa chiamata. Quadro atletico, forse qualche problema muscolare. Nei primi 4 per il palloggiatore vero di questi 11. Per chi detta i tempi di gioco del Cus Palermo. E mentre non c'è occasione migliore in questo istante di pausa per lasciare un like alla diretta, quanto dicevo prima, quindi lascio momentaneamente il campo Domenico La Rocca, andrà a verificare le condizioni in maniera più accurata fuori dal campo, vedremo se potrà però invece rientrare, sembra uscire in corsetta, si ricomincia, 5 minuti e ritorna dietro la Panormus quasi dalla linea di fondo, servita in Serillo, rientra in campo La Rocca, sembra aver rimediato, vedremo se riuscirà a condurre a pieno giro. Lanci in avanti di testa bene così Cottone, la palla arriva dalla Rocca che è lui che prova ad indirizzare verso Brusca, però troppo dentro il campo per ricevere questa palla. Ora tenta di passare la Panormus, intervento fuori tempo da parte di Benifail, calcio di punizione per la Panormus lungo il lato di destra. Ora la partita si presenta sul ruolo della sana competizione, almeno in questi primi 5, in cui si giocano in maniera molto pulita, corretta anche tra i confronti tra giocatori. Però occhio perché ancora mancano 85 minuti di guerra. Una partita sentitissima. Luna vuole andare in mezzo, la palla per la bara che controlla, si gira circondato da maglie rosse. Palla che viene deviata e Messina esce sicuro sulla presa, oggi confermato Messina. Polizzi rimedia un problema muscolare, Gallista la lancia, occhio vorrebbe arrivare su questa palla, forse allunga un po' troppo, ma costringe all'avversario a mandarla fuori, una rimessa laterale per il Cus, manda via Samuele Ganci. Rimessa per il Cus Palermo. Patti vuole Gallì, Felice aiuta il compagno al recupero, tocca la bara, tocca la Rocca, la rimessa tale sarà per la formazione ospite, per la Panormus. Scoma vuole in avanti, vorrebbe arrivare Balzano, anticipa bene Luna, ora Brusca, tenta di mettere il corpo, indirizza verso Puccio, palla difficile per l'aggancio e allontana via ora Felice, riconsegnando però a Ricky Gallì. Puccio, ottimo recupero di Pennino. La palla però resta lì, La Rocca in anticipo, Balzano l'uomo dietro, prova a farla passare verso Puccio, ottima l'idea, non arriva perfettamente dalle 10, rinvio al fondo, rinvio dal portiere per la Panormus.
Mette in gioco Inserillo dentro la propria area piccola. Prima a cercare corto gancio, ora va dalle parti di Luna mentre sale alta la pressione del Cus Palermo con la palla che resta nell'area di rigore. La Panormus è costretta al lancio alla ricerca del centravanti. Scoma in anticipo. Asare strattona, l'uomo da dietro, c'è fallo commesso da Dani del 10, Francesco Salvo, fallo commesso da Randolph Asare e calcio, punizione già battuta la Panormus che la mantiene in gioco rapido, non vuole fermare l'inerzia della manovra. Mentre si affida a vari tocchi per l'impostazione al basso. Inserillo salva. Inserillo lancia. Brusca. Tocca ma non basta. La palla viene comunque gestita dai palleggiatori della Panormus alle parti di Mantegna, tornando dietro dalle sue retrovie, pronta a verticalizzare avanti la sua capitano La Bara. Ottimo il controllo orientato, porta al limite nella tre quarti. La Bara. Cercata l'ampiezza, cercata ancora Pennino. Non trovato questa volta. Anticipo e fallo su Ricky Gallì. Calcio di punizione per il Cus. E sarà battuto direttamente da Angelo Cottone. Cottone, Scoma, Benny Failla. Maurizio Brusca. Si fa vedere Puccio, c'è tanta maglia di sopra, la Balzana prova a difendere, si fa sentire però dietro la pressione e l'aggressione di Ganci. Per di testa colpisce in avanti, la Bara gira lì, Brusca vince il duello, poi indirizza bene per la Rocca, la palla un po' lunga dove arriva anche l'avversario, Pennino non arriva però su questo pallone, quindi da un 11 all'altro quello in maglia rossa, Galli, traversone sul secondo, Inserillo arriva sicuro bloccando questo pallone, Inserillo non al lancio, occhio al contropiede, cercato Pennino con Scoma che l'aspetta, Pennino si accentra, solo un compagno in avanti, poi potrebbe solo rielaborare la giocata, ora prova il dribbling, Pennino contro Failla. Failla tenta la chiusura, la palla arriva in mezzo, ma resta ancora contesa. La Rocca non ritira il piede qui. Mantegna, lancia da fuori, rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere per il Cus Palermo. Rinvio dal portiere Cus Palermo nelle parti di Messina. Messina qui aggredito, preso forte. Sulla pressione al portiere. Commette fallo Rosario Nicoletti, secondo il direttore di gara. Fallo commesso da Nicoletti. Chiama il signor Varchi, un calcio munizione già battuta. Ancora Nicoletti, un po' lezioso qui. Il 5 Cottone si ritorna però da Messina e ora da Scoma. È lui che lancia via, cercando Brusca. Controllo non trovato, la Panormus torna a gestire in avanti su un po' di confusione ora sul possesso, nel mantenere questo pallone ai tre piedi. Sembra aver toccato per ultimo Faino, l'arbitro conferma la rimessa laterale per la Panormus. Pennino cerca Nicoletti, sponda dietro alla ricerca della conclusione dentro la di rigore, che su un colpo, un tocco col braccio che non c'è secondo il direttore di gara, lascia proseguire il gioco lì sul lato in cui vediamo poco con la Bara che proprio scirna ma recupera il servito del Cus. Galli, Balzano, splendido controllo dentro per andare sulla corsa ancora, Balzano poi sul tocco la perde un po' dal controllo, si accontenta della rimessa laterale guadagnata, rimessa con le mani per il Cus. Noi siamo già al decimo del primo tempo, sullo 0-0 di questa 23esima giornata della Live Elite. Patti va in aria, Balzano riesce a tenerla, non gestisce il Cus, calcio da fuori Scoma, non arriva in porta. Patti o Pennino? Tanto difende l'11 Pennino, con Patti che non ritira le braccia, finisce per commettere fallo Giacomo Patti e calcio di punizione da notare, come già abbiamo detto più volte, sono 3 componenti 2010, quindi con un anno sotto età, negli 11 iniziali del Cus Palermo dall'inizio stagione sono stati confermati Angelo Cottone e Randolph Asare, mentre a stagione in corso scoperto dal gruppo di Mister Demma Giacomo Patti, che si è preso stabilmente il posto sulla difesa del Cus. Salvo apre da Luna, palla profonda, l'idea è buona ma leggermente lunga, ottima l'idea da parte di Luna, non riesce però a realizzare su qualche giro di troppo sul pallone. Rinvio dal portiere. Alzano contro Ganci, tocca Samuele Ganci, rimessa laterale per il Cus, Brusca, Puccio,
lascia scorrere, non la riesce a tenere qui, poi va giù. Un centrocampista della Panormus fallo commesso da Randolph Fasare, resta per terra, pronto però a rialzarsi Salvo. E calcio di punizione per la Panormus. Per un fallo commesso da Randolph Fasare, danni di Francesco Salvo. Flamia. Non trova il compagno, trova solo il recupero di Benedetto Failla. Brusca, un po' impreciso a metà tra Asare e Puccio. Scoma cerca Failla che lascia passare. Randolph Fasare, 2 tocchi, gestisce. E poi qualche tocco in più sul pallone. Imposta verso il compagno in maglia numero 10, Cristian Puccio, che vede intanto Gallì prima dalle parti di Brusca. È lui che va dalle parti di Gallì. Eccolo qui. Ricky Gallì, si sovrappone Patti. Sterza, viene messo giù, c'è fallo. Calcio di punizione per il Cus Palermo, solito cambio di direzione da parte di Gallì, manda fuori tempo l'intervento di Antonio Felice, calcio di punizione che sarà per il Cus, da una mattonella veramente interessante, guardate chi sta arrivando a battere, c'è Benny Failla che già ne ha segnate 2 da quella posizione, parte Failla, caricato da Balzano che ha qualcosa da dire, forse per battere Inserillo, vedremo come andrà, la Rocca anche lui suggerisce qualcosa, sarei curioso di sapere quali siano queste comunicazioni. Ci abituano bene Failla sia contro il Carini che l'ultimo calcio di punizione segnata che è andato anche in onda contro, è andato anche in onda, dicevo, sui nostri schermi. O la Rocco o Failla? 4 in barriera. Fischia l'arbitro. Parte Failla ancora! Sì, ripete sempre Failla! Sempre una garanzia da quella posizione. Ne ha segnato un altro Benny Failla, mandando ancora la videocamera. Ormai c'è una costante da calcio di punizione. Si chiama Benny Failla. Mancino a giro, perfetto. Il Cus l'ha sbloccata. Dopo 14 minuti ha segnato Benedetto Failla. Infallibile col mancino da quella posizione che ormai porta il suo nome e cognome. 1-0 per il Cus. La sblocca circa dopo un quarto d'ora Benny Failla. La sblocca circa dopo un quarto d'ora il Cus Palermo. È 1-0 per il Cus, 15 sul cronometro. 1-0 per i padroni di casa. Sulla firma del solito Failla. Un attimo che torniamo ora. Dopo la punizione segnata col Carini e quella con l'Atena, si aggiunge alla lista anche questa di qua contro la Panormus. Ora il Cus può condurre con un gol sopra. Sul calcio di punizione guadagnato da Ricky Gallì. Sul gol di Failla. Appoggio e scarico. Patti allontana di testa, la bara anticipa Gallì, la palla viene girata dalle parti di Pennino, rimessa laterale per la Panormus che ora cerca la risposta dopo il gol trovato qualche minuto fa, circa un minuto fa dal 3 del Cus. Rimessa lunga in aria, anticipo ai danni di Tormena, l'ultimo tocco del Cus, la rimessa laterale per la Panormus. Giocata corta, destro verso il primo, Messina in perfetto sulla presa, poi riesce a rimediare alla grande, riesce a rimediare Messina dopo un piccolo spavento sulla mancata presa, sul mancato blocco al pallone. Ora occhio, Brusca vuole accendersi sulla corsa, non arriva, ci sono 3 maglie avversari a difendere lì e quindi Inserillo. Sara allunga le braccia, un po' ingenua Sara, il terzo fallo che commette in quella zona, calcio di punizione per la Panormus. Patti di testa, allontana sull'esterna, Gallì potrebbe tenerla in campo e ce la fa, ma non la tiene. Puccio, imposto dalla bara, con il tacco in venta, illumina la bara, poi il numero di Pennino, ritorna a Randolph Fasare, selvaggio, feroce sul pallone, rimessa per la Panormus. Rimessa totale per la Panormus,
che gioca veloce in aria. Pennino dentro sull'esterno, il colpo di testa alto. Occasione Panormus, Mantegna sulle cross messi in mezzo. Va giù un altro giocatore, tocca l'adduttore dietro. E Federico Scoma che va giù. Giù Scoma, giù il capitano del CUS Palermo. Altro problema muscolare in casa CUS. Forse questo è più preoccupante, vedremo come andrà su questa prima lettura. Si rialza Scoma, montanente fuori dal campo. Forse un indurimento del muscolo perché sta correndo sulle sue gambe. Ora Cottone, sull'uscita palla al piede. Puccio con alle spalle Flamia. È quello che recupera Tiago Flamia. Pronto a allargare tutto a destra. Taormina. Faila lo aspetta. Taormina ancora. Mancino dentro. Controllo perfetto del 10 che calcia in porta. Ci ha provato a girarla Francesco Salvo. Si ritrova un'ottima copertura mentre rientra in campo Federico Scoma. Calcio d'angolo CUS Palermo. Noi come al solito su queste pari inattive entriamo dentro l'area di rigore e ci godiamo appieno la zona calda del match, quella che noi chiamiamo dell'ITV Cam. Riusciamo a godere appieno ciò che accade in aria. Ora Messina, ce l'ha lui tra le mani. Puccio. Va giù, non c'è niente. Brusca vince il duello su Flamia, c'è vantaggio, c'è un fallo su Brusca, dice l'arbitro. Balzano. Randolph Fasare. Apre tutta a sinistra, non si intendono, un po' leziosi, manca qualcosa a livello di comunicazione tra le parti nel CUS Palermo. Rimessa laterale Panormus. Giocano veloci. Tormina, ma dietro da Samuele Ganci. Di testa Domenico La Rocca, Galli centrale, c'è Puccio che si infila, vorrebbe servirlo col filtrante, trova una lettura perfetta di Felice che legge perfettamente questa traiettoria, rimettendolo in gioco del suo che dura però poco il possesso, anche lo strappo Faila se la perde e quindi riporta in campo aperto sulla fascia la Panormus con in mezzo Nicoletti che si è fatto vedere, palla che spiove in aria, Messina non perde questo duello, salta in alto sulla testa di La Bara, sicuro Messina sulla presa e blocca. 20° del primo tempo, 1-0 per il CUS Palermo sul gol di Beni Faila sul calcio di punizione. Balzano, sponda perfetta, ora Galliri che dei movimenti in avanti mentre porta palla. Galli fa correre Balzano, parte, posizione regolare. Destro, in mezzo Brusca, non riesce a girare in rete. Va a vuoto sull'intervento Maurizio Brusca. Rimessa laterale CUS Palermo. Patti, Domenico La Rocca. Patti ancora. Anticipato dal recupero di Pennino. È lui che riprende palla mentre la vede salire Taormina. Preferisce giocare dalle parti di Luna prima. Luna. Si guarda intorno e torna dietro. Ganci. Ed eccolo servito qui Felice. Antonio Felice. Resiste con la palla a tre piedi. Va a cercare la bara, cerca un contatto e lo trova. Abile qui nel trovare il calcio di punizione, anche a frammentare un po' lo sviluppo, permettendo ai suoi di riprendere posizione in campo. E la bara. Salvo. Poi Pennino apre a destra, Brusca chiude nei passaggi verso Taormina. C'è spazio e libertà di andare su quel lato, ma rincorre ancora in maniera attenta Francesco Mantegna con un contatto giudicato. Cos'è regolare o falloso? Perché l'arbitro ha lasciato proseguire per il vantaggio. Io parlo della gestualità. Il direttoriale ha lasciato proseguire per il vantaggio alzando il braccio in direzione verso la porta di Inzerillo e poi alzando il braccio verso l'alto per indicare la posizione di fuorigioco per Randolph Fasare. Un po' di confusione in questa prima lettura, sicuramente saprà spiegare meglio di me, l'avrà fatto già alla panchina in della Deola sul colloquio già effettuato. Siamo quasi alla metà di questo primo tempo. CUS Palermo 1, Panormus 0 alla metà del primo tempo di gara. Patti.
Anticipo sicuro da parte di Flamia, rimessa la tale per il Cus. Patti, Flamia allontana, Gallì la va a riprendere. Puccio, due dietro, non può girarsi, inevitabile lo scarico. La Rocca filtra bene, la palla per Gallì, pronto per un cross, rientra ancora Gallì. Puccio, Gallì si chiude un po' su quella zona il Cus, prova a uscire con Patti, traversare profonda. Inserillo con i pugni, non blocca, Inserillo allontana via. Nicoletti, trattenuto, corretta la gara dell'arbitro. Fallo commesso da Domenico La Rocca, hanno fatto sportare entrambi. Poi La Rocca commette fallo, calcio di punizione per la Panormus. Calcio di punizione per la Panormus, fallo commesso da Nicoletti. Ai danni di Nicoletti, dalla Rocca su Nicoletti. Pennino. Scusatemi. Flamia imbuca bene, rivolgendo la palla a sinistra verso Giulio La Bara che entra in aria. La Bara contro La Rocca ancora, 2-3-2, si trattengono entrambi. Calcio d'angolo per la Panormus. Calcio d'angolo Panormus, toccato per ultimo Domenico La Rocca. Occhio allo schema corto. Noi restiamo sempre in area di rigore, poi vedremo di spostare una volta arrivato, se ci sarà lo schema corto. Va diretto in area di rigore la Panormus. Sul secondo palo, un colpo di testa ben contenuto dalla difesa del Cus. Rimessa laterale Panormus. Quando giocare con le mani Luna. La gara resta tra i piedi della Panormus. Luna riceve Tormino, una palla un po' difficile da gestire. Ganci rimanda in aria. Scomodo sull'intervento e allontana via ora Gallì. Ritrova il possesso la Panormus. Sta un po' forzando per creare l'occasione da gol. Fin qui varie occasioni che hanno sicuramente iniziato Messina, ma non quanto basta per riportare la parità sul match. Ricordo 1-0 il risultato. Il Cus Palermo è sopra sul calcio di punizione trovato realizzato. La Failla al primo quarto d'ora, sembra il 25esimo a 20 dalla fine di questo primo tempo di gara. Gallì aggredisce, lettura rivedibile di Felice, Gallì se lo va a riprendere. Gallì sul secondo, largo. Va largo, Ricky Gallì, occasione da gol per il Cus Palermo. A un passo dal raddoppio Riccardo Gallì. Su una gestione troppo timida di Antonio Felice. Rinvio dal fondo Panormus. Rinvio al portiere Panormus. Luna. La Rocca. Puccio. È lui che tiene questa palla. Giocando verso Maurizio Brusca sotto gli occhi di mister Sanfratello. Brusca prova a imbucare verso Puccio. Trova un'ottima lettura Luna. E ora ancora Panormus, ma per poco perché Salvo qui viene preso forte. Ancora travolto a Randolfo Fasare. Flamia. Gioca in avanti. Verticale coperta. Ai danni di Nicoletti. Salvo Asare, Taormino, Brusca. L'ultimo a toccare è stato Tormina. È rimessa laterale per il Cus Palermo con Failla che andrà a battere questa rimessa laterale. Luna in anticipo su Balzano. Rimessa laterale Cus Palermo. Failla vuole Brusca, l'anticipo alle spalle all'avversario, poi la Rocca, Failla, il palleggio delle Cus a pochi tocchi. Si perde però da Failla. Taormina. Pronto il contropiede per il Panormus. Con la barra che comanda e prova l'imbucata. Leggibile però. Poi imperfetto Patti. Cerca di lanciarsi dentro Nicoletti. Patti va a chiudere. Allontana via sui lati Angelo Cottone. Non vuole rischiare il Cus lì dietro. Rimessa laterale per la Panormus. Palla lunga verso Pennino. Puccio indirizza Patti, riesce a trovare bene Puccio e il contropiede per
il Cus Palermo con a destra la corsa di Balzano, punta Luna, andrà Balzano, destro in mezzo, Brusca non arriva e Luna non lancia via ma esce palla al piede. Luna, palla fuori misura, non arriva Salvo, Ciasare e ora Puccio col destro, vuole il dribbling in aria, l'ultimo a toccare è stato Cristian Puccio, rinvio dal fondo per la Panormus. Antonio Felice ha dietro Ganci e in avanti può impostare dalle parti di Francesco Salvo. Salvo Luna, disponibile Tormina, mentre si abbassa Mantegna, il doppio scambio viene chiuso, la Brusca e poi da Randolfo Fasare che va giù, trova il contatto, il gioco è fermo, calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo, o qualche sbracciata tra la Rocca e la Bara. La Bara che forse non accetta le scuse di La Rocca. Sarà calcio di punizione per il Cus. Cottone. Cottone. Gallì, fallo su Riccardo Gallì, altra chiamata, l'arbitro, altro fallo, altra interruzione, comincia a scaldarsi già la partita, calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. Andrà a battere ancora Failla, qui siamo più lontani. Se riuscirà, come sulla precedente occasione, più difficile sicuramente si alza il tasso di difficoltà. 3 barriere richieste da inserirlo, pronto ad andare Benedetto Failla. Fischia l'arbitro, parte Failla con il mancino verso la porta, la traversa colpita da Failla, c'è un fuorigioco però sulla ribattuta. Failla ancora, pericolo dentro per gli avversari, salve. Ripartenza Panormus, si gioca per il contropiede, si gioca per il vantaggio su questo contropiede. Mantegna, prova ad andare dentro, chiude, manda via, poi Angelo Cottone allontana il pericolo, ma occhio da lì a concedere queste punizioni quando c'è in campo Failla. Mezz'ora di gara, Cus 1 Panormus 0. Salvo messo giù, spinto alle spalle, si continua a giocare per il vantaggio, mentre si infuria la tribuna della Panormus, ma non la panchina della squadra ospite. Mezz'ora di gara, primo terzo di partita, fallo su Randolfo Fasare, calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. Va lungo Scoma, di testa Felice, la palla viene ritrovata da Gallì con la Bara che riesce a tenerla in campo, bene giù la Bara, palla che resta dentro il rettangolo di gioco permettendo la corsa di Pennino con Cottone che accende il contrasto tra i due. Pennino per a sinistra, la Bara entra in aria, Scoma si prende un rischio enorme e rinvio dal fondo, rinvio dal portiere. Il contatto c'è stato sicuramente tra i due capitani. Poi sta a vedere qual è stata la lettura del direttore di gara, questa volta invece la della panchina di Mister Salvatore la Panormus si infuria, sì. La Bara resta giù, molto al limite questa chiamata dell'arbitro, perché ha visto sì il contatto tra Scoma e la Bara, poi forse ha lasciato proseguire. Fatto sta che si giocherà dal rinvio al fondo, Cus Palermo 1, Panormus 0, clamoroso, la partita si incendia già. Un Mister Fratello che comincia a indirizzare le giocate, vuole più gestione sul lato di sinistra e sulla profondità. Non so che rientrare, rischia quel Cus, Scoma la esce da Cottone, lungolina Gallì, all'uomo dietro, prende posizione, un fallo, andrebbe bene per lui e ritrova, no, invece no, rimessa laterale per la Panormus. Ora occhio anche a qualche metro di giudizio che potrebbe prendere una piega differente, quella gara che
prende una piega anche differente dal punto di vista dei contatti, e calcio di punizione per la Panormus, e calcio di punizione per la squadra ospite, 32 sul cronometro, 1-0, partita vivissima. Mentre possiamo anche andare a dare un'occhiata in ciò che accade in contemporanea. Alle ore 15 si sta giocando una partita da tenere d'occhio per il CUS Palermo e per la Panormus. La Eagles perde per 1-0 contro il Bagheria. In questo momento la classifica live vede il CUS che scavalca la New Eagles al terzo posto in classifica a 43, New Eagles a 42, ma ancora siamo all'alba di questa partita, siamo soltanto al 32esimo. A battere andrà a salvo Tremari che era Messina, salvo Messina, sicuro sulla presa, senza dubbi qui, l'estremo difensore del CUS. Brusca, scarica da Sare. Puccio messo giù, fallo, calcio punizione, arriva il primo giallo. L'arbitro comincia ad uscire il primo cartellino, comincia anche a dare i primi provvedimenti per provare a mantenere la temperatura cauta in mezzo al campo. Fallo, calcio di punizione per il CUS, giallo. Vedremo per chi è rivolto, sono perso, forse per Mantegna, chiederò conferma durante l'intervallo. Monito Mantegna. Calcio di punizione per il CUS Palermo. Scoma, Brusca. Scoma vuole andare dentro, deviazione che non favorisce per i ragazzi Mairos, soltanto una ripartenza per la Panormus. Gran controllo da parte di Pennino, ora cerca anche di divertirsi col pallone tra i piedi. Pennino, giocatura verso Felice, palla servita, rivolta dal suo numero 10 Francesco Salvo. Tiago Flamia, numero su Puccio. Flamia ancora, patti di testa allontana. Gallì prolunga, la palla ritorna alla Panormus con il Cus che va in pressing, portando la gestione sugli esterni. Gallì contro la Bara, e questo è il duello. Giulio La Bara si gioca nello strettissimo, in un fazzoletto vuole uscire verticalizzando la Panormus. La doppia del Cus funziona, ma la palla resta ancora in maglia nera. Pennino sui lati, corre Pennino, c'è dietro Felice, Pennino salta l'uomo, ancora Pennino. Supera Patti ma non Asare, calcio d'angolo per la Panormus quando siamo nei 10 minuti finali di questo primo tempo. Giocata corta, Pennino vuole il numero, Galli lo chiude, l'ultimo tocco a Federico Galli, ricordo all'andata questa partita è terminata per 4-1 per il CUS Palermo, ma erano sicuramente periodi differenti di forma per le due squadre, però la gara è ancora vivissima, in pieno equilibrio nonostante il gol di vantaggio del CUS, rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere CUS. Galli, Flamia, Felice. Di prima Salvo va a trovare Luna, più centrale rispetto all'inizio della sua partita. La palla buona per la Bara, poi si perde sul primo controllo, si incarta un po' sul primo tocco e Cottone ne approfitta. Galli. Vorrebbe Balzano, forse è l'uomo che si è visto di meno, un po' insieme a Brusca dell'offensività del Cus in questi primi 36. Felice c'è giù, intanto Nicoletti che riceve anche un leggero cenno d'affetto, entra per terra. Ora Puccio, ma c'è un fallo, ho messo la Panormus, calcio, missione per il Cus. Calcio, missione Cus. La Rocca.
Apre tutta a sinistra, cercando Brusca, la tiene, nonostante la gestione non semplice. Salvo messo giù con fallo, calcio di punizione, raddoppio falloso di Brusca e di Assare, calcio di punizione per la Panormus, gara molto frammentata, piena di interruzioni in questo finale del primo tempo. E 1-0 per il Cus ancora sulla ritrovata al quarto d'ora da Benifaila su calcio di punizione. Felice, Pennino, fa correre la bara in posizione regolare, Giulio la bara, rincorso da Patti, mette il corpo davanti Giacomo Patti e riesce a riprendere in maniera tranquilla. La Rocca Puccio, ha tanto campo per andare Cristian Puccio, Brusca si accentra, cercato Maurizio Brusca, indirizza la balza, che era oltre. Posizioni fuori gioco, rete che non viene convalidata. Offside di Balzano. Fuori gioco di Balzano, rete che non viene convalidata. A me sembrava anche essere corretta la scelta dell'arbitro. Corretta. Ho rivisto ora l'immagine. Corretta la scelta del fuorigioco dell'arbitro. Occhio qui, fallo pesante sulla caduta per Nicoletti che va giù. Cottone commette fallo e calcio di punizione per la Panormus. Salta in altissimo, salta veramente in grande maniera qui l'attaccante della Panormus. E calcio di punizione Panormus. Calcio di punizione per la Panormus, si rialza Rosario Nicoletti, dolorante sulla caduta. Ottima chiamata da parte dell'arbitro, segnale fuori gioco sul gol di Balzano. Flamia vuole andare sul secondo palo di testa, la palla viene uscita bene dal Cus, la Brusca vuole accelerare, ritorna però bene su di lui Ganci, tocca Brusca, la palla è viva, trattenuto, va giù. Calcio di punizione e cartellino giallo per Ganci. Ammonito pure Ganci, il secondo giallo nella Panormus. Mantegna Ganci. Trattenuta nel fermare una ripartenza. Gran lavoro da parte di Brusca, che porta all'ammonizione per il difensore della Panormus. A battere Failla da lì non penso, però che sotto possa tirare, siamo alla metà campo. Calcio di punizione per il Cus Palermo. 40esimo, mancano 5 alla fine. Failla va in aria a cercare Galli, testa appoggia benissimo, Puccio gioca bene, si intende con Galli, gliela rende indietro, Puccio gli soffre un po' il duello aereo. Occhio ai contatti, fallo commesso da Patti, calcio di punizione per la Panormus. Calcio di punizione Panormus, Galli chiede scusa per allontanare il pallone. C'è l'ok col signor Varchi. Mancano 5 alla fine del primo tempo, 1-0 per il Cus. Nicoletti che richiede palla. Subito la richiede a Felice. Vediamo se accontenterà la scelta, la richiesta. Ancora non può. Si gira bene il 10. Salvo, però sbaglia il tocco, stare in anticipo. Eccolo qui la verticale richiesta verso Nicoletti, anticipato per Angelo Cottone. Gran duello questo tra i due. Occhio qui, la Rocca regala a Pennino. Riesce a rimettere Cottone, la palla però ancora viva. Con Nicoletti che punta, raddoppiato. Tocca Domenico La Rocca. Messina può ancora bloccare con le mani. Lo farà una volta arrivata la pressione di Nicoletti. Deve uscire dall'aria Nicoletti perché l'arbitro comincia a contare. Messina vorrebbe Galli, non riesce, funziona il disturbo di Pennino. Rimessa laterale per la Panormus, giocata Flamia. Felice. Pennino vuole correre sui lati, allontana via Angelo Cottone.
Rimessa Panormus in questi ultimi 3 del primo tempo di gioco. Qualcuno vuole difendere questo vantaggio per gli ultimi minuti. Ok, la palla è viva, la bara controlla un po' lungo e mette il corpo. Giulio La Bara prova ad uscirla, brusca, va a correre Balzano, che veloce. Balzano prova a passare, c'è Ganci, c'è Luna. Il primo duello è con Luna che ha la meglio e vince il contrasto anche con un fallo. Calcio di punizione per la Panormus. Poteva giocare per il vantaggio Luna, ha preferito fermarsi e battere. E ora Ganci. Luna. Federico Scoma. Asare. Non indirizza dei compagni, solo per una rimessa laterale per la Panormus. Luna. C'è la Ganci la palla. Flamia larga in maniera un po' corta, recupero di Brusca e la Rocca ritorna dietro. Federico Scoma. Incerto il passaggio, rimessa laterale, non arriva questo pallone da Benny Failla, ma arriva su una rimessa con le mani per la Panormus. Nicoletti abbracciato da Scoma, c'è fallo. Calcio di punizione per la Panormus. Ha commesso fallo Federico Scoma, allungando troppo le braccia sul corpo dell'avversario. Calcio di punizione Panormus dal limite dell'area di rigore, posizione defilata, doveva partire un ottimo cross, un calcio d'angolo corto come viene chiamato in gergo. Tre barriere richiesti da Messina intanto. Ci concentriamo in aria. Cerca direttamente la porta, Messina si allunga con la manona, Messina la manda sulla traversa, occasione Panormus direttamente da calcio d'angolo, da calcio di punizione, perdonati, sarà calcio d'angolo ora per la Panormus, c'è per terra però Messina, grandissimo intervento, salva risultato dell'estremo difensore del Cus Palermo, che forse ha perso una botta sulla caduta, si è allungato con la manona oltre la traversa, e calcio d'angolo per la Panormus. Ancora giù Messina, siamo al 45esimo, attendiamo comunicazione dell'arbitro sull'eventuale recupero. Mentre Misa Sanfedro ne manda 4 a scaldarsi in panchina. Resta giù Alessandro Messina. Si rialza ora. Forse alza il braccio indicando il recupero l'arbitro, non l'abbiamo letto però. Occhio sul secondo palo, colpo di testa, Messina si allunga, la palla è viva e la manda via poi Federico Scoma. Rimessa al laterale per la Panormus, siamo già al 46esimo. 2 di recupero comunicati dall'arbitro. Vedremo se fino al 48 o al 47 si giocherà, perché vedremo comunque. Fino a quando si giocheranno continuiamo a commentare fino al doppio fischio e mandare le squadre negli spogliatoi. E ancora rimessa tale per la Panormus. Manda via Puccio. La palla resta buona per la Panormus che torna dietro però. Accende la pressione Galli, guardate come arriva sul portatore. Felice, imperfetto ancora, spazza via, ma è ancora buona per Domenico La Rocca. Palleggia per a sinistra, Puccio. Partiamo in posizione regolare, Cristian Puccio va sulla linea di fondo.
potrebbe anche guadagnare un calcio d'angolo, lui mantiene ancora Puccio, portalo fuori da Luna. Puccio, la palla uscita, l'ultimo tocco è stato proprio del 10 del Cus Palermo, siamo al 47esimo, ha segnato 2 di recupero l'arbitro. Vedremo quanto ancora si giocherà. Felice, Nicoletti colpisce di testa, vorrebbe un contatto, c'è fallo commesso da Angelo Cottone, ancora su Nicoletti, ancora sull'ennesimo duello tra i due. Calcio di punizione Panormus. Potrebbe essere anche l'ultima palla di questo primo tempo, forse senza nemmeno potrebbe, sarà l'ultima palla di questa prima frazione di gara. Oggi il signor Varchi ha un gran lavoro, una partita caldissima. 1-0 Cus, l'ultima palla di questo primo tempo, pronto a metterla verso l'area di rigore, Salvo a mettere l'ultima palla della prima frazione dentro l'area di rigore. Salvo destro in mezzo, Messina accompagna fuori con l'arbitro che fischia 2 volte, manda le squadre all'intervallo sull'1-0, Cus Palermo 1, Panormus 0, decide il calcio di punizione realizzato dal solito Benny Failla a siglare il terzo calcio piazzato consecutivo da quella zona, prima con il Carini, poi con l'Atena e ora pure con la Panormus. Finisce così questo primo tempo, 1-0 per il Cus che momentaneamente è terzo in classifica dopo aver sorpassato, parlando di classifiche live, la New Eagles che perde per 1-0, anzi no, che pareggia. Ora è arrivata ora in questo istante la notifica 1-1 tra New Eagles e Bagheria. Questo è un risultato da tenere d'occhio per i ragazzi di Mister Adeula. Io mi silenzio qualche minuto, sentiamo appena iniziare la seconda versione di gara.
Eccoci pronti per riprendere, per ricominciare dove ci siamo lasciati qualche minuto fa, prima dell'intervallo, solo 1-0 tra Cus Palermo e Panormus, decide fin qui il gol di Benny Failla a regalare il vantaggio alle Cus. Sono 4 cambi nella Panormus, mentre resta invariato l'11 iniziale di Mister Vedelo. L'unico che sono riuscito a identificare innanzitutto è la staffetta in porta, fuori Inserillo, dentro Vincenzo Lorino nella Panormus. Ora, durante l'arco di questa seconda azione di gare, vi comunicherò chi saranno gli altri 3 ingressi in campo e si comincia, si gioca. Altri 45 per la 23esima giornata di Allievi Elite. Occhio al numero. Nicoletti messo giù, prova a infilarsi intanto, ma il numero 18 Pietro Arcuri, eccolo, un altro dei giocatori in campo, e calcio d'angolo per la Panormus, quindi pure Arcuri in campo, Filoreto e maglia numero 13, Scarcella. Questi sono i cambi. Lorrino, Scarcella, Filoreto e Arcuri. Si cambi di mister Sanfratello. Cross in mezzo, allontana via Failla, la palla al limite, la bara. Prova a calciare. Messina, e vede calcio d'angolo, la palla è viva, riesce a bloccare, poi alle Messina. 4 cambi alla Panormus, 0 nelle Cus, come detto. Ora palla alla ricerca di Pennino. Rincorso da Randolph Assare. Pennino, Assare lo prende ma sul pallone. Rimessa laterale per la Panormus. Rimessa laterale Panormus. Andrà lungo l'una su questa rimessa, invece no, gioca corto. Pennino contro Assare, ha toccato ancora Randolph Assare. Rimessa laterale per la Panormus. Destro dentro, Scoma allontana via, vorrebbe arrivare Andrea Balzano, difende benissimo, fa salire suoi, cerca Brusca, anticipo riuscito al difensore numero 6 Ganci. Ricordo 2 ammoniti nella Panormus, li mantiene entrambi in campo mister Sanfratello. Ammoniti Mantegni, ammoniti Ganci, ammonito Ganci. Rinvio al fondo per il Cus. Primo tempo gli è dato 21 falli. Failla. Anticipo la ricerca del centravanti. Ora Sare contro Pennino, vuole il fallo Randolph Assare, lo commette lui. Commette a fuori Randolph Assare su Pennino. Calcio per la Panormus. Andrà a battere Luna. Calcio per la Panormus, pronto a battere Luna. Luna fuori misura, non riesce a insidiare così Messina. Rinvio al fondo per il Cus. Rinvio al fondo il Cus Palermo. Scoma Messina, lancia lui e trova Puccio, l'appoggio riuscito, ma Filoreto va in anticipo. Bene, recupera da parte di Filoreto che deve guardare chi servire e scambiare questa palla. Stiamo aver toccato per ultimo un difensore del Cus, l'arbitro conferma, ha toccato per ultimo Galli, rimessa laterale Panormus. Luna sarà da rettificare, però questa la posizione di battuta leggermente arretrata, rimessa 3 che sarà ancora per la Panormus, ma da ripetere. Invece no, calcio di punizione. Allora, ho visto un fallo quindi su Filoreto. Fallo su Filoreto, calcio di punizione per la Panormus. Scarcella prolunga la bara dietro, la palla per Nicoletti che mette giù, su di lui la Rocca. Nicoletti raddoppiato, chiuso, Patti allontana, la Panormus è partita fortissimo per cercare già l'occasione a gol in questi primi minuti. Mantegna, Pennino, la bara si va a vedere lungo lì, la palla viene servita dal capitano, la bara va dentro, la manda via Giacomo Patti, attentissimo in aria. Brusca contro Filoreto, duello vinto dal 16 appena entrato. Filoreto tiene in campo e con il destro va a cercare Nicoletti, trova però soltanto Failla. Assare contro Mantegna, la meglio Randolph Assare su questo duello con Lotto che insegue alle spalle. Assare, vola e Galli, non si intendono sul movimento. Giocato un po' alla cieca questa di Assare, a cercare il movimento quasi a memoria di Galli, e però non viene trovato. Mantegna torna da Ganci.
Ganci. Continua a giocare la Panormus dal suo capitano, la bara. Il faro in mezzo al campo per la Panormus. Puccio contro Filoreto. Il duello è tutto 3-2. Puccio, la rocca, Cristian Puccio ancora. Se ne libera permettendo ora la sovrapposizione di Patti che verrà servito su questo scambio da Balzano. Grande impostazione del Cus che entra in aria. Patti un po' forzatamente non trova i compagni qui. Rinvio al fondo. Rinvio al portiere per la Panormus. Lorino mette in gioco corto la palla per Ganci. Prova a giocarla Felice Lungolina, ma era già uscita. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Patti mette subito in gioco. Puccio, numero su Filoreto, si accende il 10. Puccio. Apre a destra, Maurizio Brusca. Vorrebbe ancora Puccio che era giù. La palla ritorna dalle parti della Palermo sul contropiede. Un po' di incertezza su questa lettura. Nicoletti portato per terra senza fallo da Randolph Fassare. Voleva un fallo Nicoletti, non c'è nulla. Secondo il direttore di gara sono il signor Varchi. La Rocca Puccio. Cristian Puccio. Seguito da Felice. Recupera bene al 6° minuto la Panormus. Forse ha accusato un pestone. C'è fallo commesso da Pietro Arcuri. Fallo commesso da Patti. È giallo per lui. Il primo giallo della partita. Ammonito, il giallo della partita del Cus. Ammonito Patti. Sono 3 i cartellini. Ora 2 nella Panormus e 1 nel Cus Palermo. Ammonito Patti. Felice lascia giocare al compagno. Lanciò in avanti, profonda in area, Filoreto. Vorrebbe la girata, difficile tentarla. Riuscire su questo numero sarà rinvio dal portiere per il Cus Palermo. Messina, Brusca, non da Puccio ma sul recupero di Filoreto che è entrato bene in campo. Mantegna, Pennino, lui contro Failla. Pennino ancora, riesce a passare ma se la porta oltre. È arrivata ora la chiamata dell'arbitro. Qualche istante di riflessione ma è arrivata. È rimessa laterale per il Cus Palermo, se la porta da fuori Pennino. Messina fa fatica a uscire il Cus, almeno lo fa con più difficoltà sulla pressione altissima della Panormus. La mette in mezzo al campo Felice, Assara arriva un po' in ritardo sul Mantegna, si ritorna quindi dal 3, Felice. Giulio Labara. Apre tutto a sinistra mentre mantiene ancora il possesso la Panormus ritornando dalle proprie retrovie con Ganci, tornando nuovamente in mezzo alla che gliel'ha servita, preparando la verticale da Mantegna. Sara a disturbare, recupera bene poi Galli col numero in una zona però troppo complicata, recupera bene palla così Pietro Arcuri. Rientra un'altra volta, carica il mancino. Messina non ha dubbi su questa presa ma resta un'ottima azione costruita da Arcuri. Messina vuole Brusca, palla un po' frettolosa, guadagna la rimessa laterale del Cus Palermo. Rimessa laterale del Cus, Patti per battere la rimessa con le mani, l'ultimo ammonito di questa partita, l'unico ammonito anche del Cus. Ora Patti vuole Balzano, trova l'anticipo riuscito da parte di Scarcella che poi va giù, intervento in anticipo di Scarcella che porta a un contatto falloso ai suoi danni, calcio di punizione per il Cus Palermo, per la Panormus, perdonami, la punizione Panormus. Ganci. La girata di prima, Felice vuole la bara, palla un po' lunga per Arcuri, si va a trovare pronto lì, in anticipo Cottone che poi subisce un contatto. Contatto tra Arcuri e Cottone. Sicuramente Cottone ha ritirato la gamba, non l'ha fatto nemmeno Arcuri, forse anche essendo consapevole dell'arrivo in leggero ritardo. L'arbitro lascia proseguire. E giù Cottone sulla botta subita. Deve entrare in quella zona di campo. Ma Angelo Cottone ancora a terra, protagonista di una prestazione
perfetta fin qui. Voglio l'intero pacchetto difensivo del CUS. Riprende il gioco. Filoreto in mezzo a due, la palla arriva da Giuro la bara. E lascia dietro sui lati. Bene, qui ad inventare ancora Arcuri. Circondato da maglie rosse. Fa fatica a trovare spazio. Rinvio dal fondo per il CUS Palermo. 10° della ripresa. 1-0 CUS. Decide il gol di Failla ancora. Ganci in anticipo di testa. Palla buona in mezzo al campo da Mantegna. Nicoletti trova Filoreto. A sinistra la vola Arcuri. Calcio da lontano. Filoreto non riesce a dare potenza sull'impatto. Qui il 16 della Panormus. Trova le mani di Messina. Che non ha fretta di mettere in gioco. Considerando anche l'approccio feroce al secondo tempo della Panormus. Ganci o Balzano. Arriva Felice. Che esce benissimo in mezzo a due qui Felice. Lasciando la palla da Filoreto. Numero anche per lui. Filoreto e dietro Scarcella. Nicoletti, anticipato in maniera fallosa da Federico Scoma. Fallo su Nicoletti, allunga troppo le braccia con Federico Scoma. Ai danni del 9. Ora Luna gioca, va a destra. Pennino, filtrante in aria. La bara tenta di guadagnare un calcio di rigore, voleva trovare un contatto con le braccia. Poi Mantegna. Tacco in aria. E poi allontanata via dal CUS. Brusca. E lui a toccare per ultimo. Rimessa laterale per la Panormus. Patti. Grande anticipo su Filoreto. Ma altrettanto ottimo anticipo ai danni di Balzano. Nicoletti Mantegna. Imposta il gioco, palla profonda per Filoreto. Non arriva dopo il rimbalzo, prende velocità. Perdendo quindi il controllo di questo pallone Filoreto su un'ottima idea di Mantegna. Rinvio dal fondo. Rinvio dal fondo per il CUS. Corto Messina ancora. Cottone Scoma. Gioca dal limite, dal playmaker Domenico La Rocca che era più libertà di esprimere il gioco. Patti entra dentro il campo e verticalizza benissimo per Puccio. Ne esce perfettamente dal basso quel CUS. Puccio, brusca. C'è La Rocca e Asare è disponibile. Ha trovato perfettamente Randolfo Asare. Può cambiare lato d'attacco e quindi Ricky Galli. Galli, Puccio. Puccio, Balzano forse era oltre, Scarcella evita e Asare calcia in porta. Valto Asare riesce ad andare in porta, il CUS esprime il massimo del proprio gioco. Dall'impostazione al portiere al tiro in porta. Uscendo dalla destra a sinistra, arrivando a calciare. Rinvio dal portiere per la Panormus. ...58... gara vivissima ancora, brutto passaggio, Balzano vola un numero che non riesce, non gli viene concesso. Occhio al leggero rischio, Failla con Scoma che scorta. L'uscita sicura di Messina. E gioca ancora corto alle Messina. Brusca la tiene in campo? No. Non secondo l'arbitro. Rimessa laterale per la Panormus. Rinvio dal fondo. Rinvio al portiere per il CUS. Scoma, Messina. Questa volta lancia Alessandro Messina. Filoreto di testa, prova ad andare avanti Mantegna, trova il recupero dell'altro numero 8, dall'8 nero all'8 rosso va il gioco, da Mantegna alla Rocca. Ora Brusca e poi Patti, provando andare da Balzano, messo poco in condizione di ricevere. Andrea Balzano oggi da riferimento centrale, forse si trova meglio d'esterno d'attacco. Nicoletti contro Scoma, allunga le braccia Scoma, non c'è fallo, nessun fallo secondo l'arbitro che permette quindi il contropiede nel CUS. Puccio
Va dentro da Balzano, prima lui che Scarcella. Balzano punta, porta sul destro, solita giocata di Balzano, non trova però angolo su questo tiro. Lorino va sicuro sulla presa. Lancia Lorino, Asare manca il controllo, Nicoletti pure. Randolph Asare, qualche contatto lo riceve, prova a uscirla con due uomini dietro, c'è fallo, ma che rischio che si è preso qui Randolph Asare. Si scalda Pitucco nel CUS. 60esimo, ultima mezz'ora, ultimo terzo di gara. La battuta, perché Una partita vivissima. A battere Failla che invita a salire. Benny Failla, Balzano, Randolph Asare chiamato a reimpostare ora la manovra. Sterza e torna dietro. Cottone, La Rocca, Scoma. Gestione Cus Palermo. Failla non va da Balzano, c'è disponibile forse Gallì. Ora la palla viene servita dalle parti di Pennino. Luna, Pennina ancora, strappo del Cus, va in break sulla sinistra e quindi Gallì che punta, Gallì contro Scarcella, salta il primo, Luna ritorna, grandissimo recupero da parte di Luna con Gallì che stava già per calciare in porta. Eccolo qui il 5 che si propone anche su un'impostazione offensiva, non arriva Arcuri, ci arriva Filoretto, parte in posizione regolare, salta il portiere, Filoretto, la Panormus va dentro, un passo dall'1-1, Filoretto non ha trovato forse l'angolo per il tiro per aver saltato Messina. Occasionissima Panormus, mezz'ora tutta da vivere. Ora io vi invito a lasciare un grandissimo invece a questa live in maniera di supportare attivamente il nostro progetto, i nostri servizi. Un mi piace penso sia d'obbligo in questo istante di pausa. Sarebbe veramente un gran regalo, un gran supporto per il nostro progetto, i nostri servizi e per la qualità che portiamo in campo. C'è cambio, è il momento di Ragazzi, respiriamo. Salvatore Mandalà. Dentro Mandalà, cambio in mezzo al campo, fuori Puccio, in maglia numero 10, dentro Mandalà in maglia numero 14 nel CUS. Rinvia al fondo CUS Palermo. Si prende il gioco. La Rocca. Balzano Scarcella tocca per ultimo il 13. Samuele Scarcella della Panormus, rimessa per il CUS. Arcuri vuole andare sui lati, deviazione prima di arrivare su quella sul giocatore, su Felice. È rimessa per la Panormus, ora gioca a sinistra alle parti la Bara, mentre insegue Cottone. Giulio La Bara contro Cottone, passa la Bara proteggendo ancora l'Italia di rigore. Cottone non si lascia superare però sul dribbling tentato. Calcio è rimessa la tale, perdonatemi, rimessa la tale per la Panormus, è pronto l'ingresso in campo anche per Roberto Pitucco nel CUS Palermo, mentre va giù Cottone. Mentre mando un grande saluto a chi commenta da casa, un grande saluto a Massimiliano Caramia che ci segue sempre attivamente sui nostri schermi, ringraziando per i complimenti. Vi invito anche a commentare, a partecipare attivamente alla chat, vorrei sapere la vostra su come potrebbe terminare questa partita. Mentre la Panormus gioca e va dentro, Scarcella prova a colpire, non riesce ad arrivare forte all'impatto, gestisce la Panormus, tocca Gallì, rimessa laterale per la Panormus. Gioca Luna. Luna va in aria. Nicoletti tocca ma non tiene. Ora Asare, è lui che la difende in mezzo a due. Asare vorrebbe un contatto, vorrebbe almeno una deviazione che non riesce a trovare. Rimessa laterale ancora per la Panormus. Luna dentro l'area, c'è Pennino. C'è Nicoletti per terra. L'arbitro ferma il gioco per verificare le condizioni di Nicoletti che è per terra. Dolorante. Si rialza ora. Ma una partita che ti prendono in giro. Proprio questo, proprio il numero
Gioco fermo, riprenderà tra poco il gioco dopo l'occhiata per dell'arbitro. Di solito non li prendi queste cose. Quando potrà riprendere il gioco? Intanto c'è un doppio cambio nel CUS. 65 sul cronometro, dentro Pitucco e Pupella. Al posto, vedremo di chi? Dentro il 18 Roberto Pitucco, fuori Balzano, quindi staffetta in avanti nel CUS Palermo, mentre Pupella prenderà posto in campo per Cottone, fuori Angelo Cottone e dentro Marco Pupella. Vedremo che aspetto prenderà ora la difesa del CUS Palermo dopo l'uscita dal campo di Cottone e l'ingresso in campo non di un centrale di difesa ma di Marco Pupella. Con dentro Pupella, il maglia numero 15 e Pitucco, il maglia numero 18. 3 cambi totali nel CUS. Mandala, Pitucco e Pupella, mentre resta ancora a quota 4 la Panormus sui ingressi in campo all'intervallo di Lorino, Filoreto, Scarcella e Arcuri. Riprende il gioco dalle parti di Messina dopo l'interruzione. A lungo Messina. Filoreto torna dietro. Ottimo ingresso in campo del 16 della Panormus. Felice Filoreto con la libertà di girarsi e poi lanciare alla ricerca di un inserimento di Mantegna. Messina nell'area piccola. Attende, dopo il rimbalzo blocca. Arbitro, guarda dietro che gli tira la maglia anche quando non c'è la palla. Failla di testa. La ritrova la bara con Assare dietro. Cerca il contatto. E lo trova giù la bara. Calcio di punizione per la Panormus. Calcio di punizione Panormus. Ma che fallo è? A battere andrà il 6 Ganci. Calcio di punizione Panormus. Fallo commesso da Sare sul giro della bara. Ha fischiato 40 falli. Palla profonda verso la linea di fondo, palla che resta ancora viva. Riesce a toglierla Patti. C'era fallo commesso su Patti. Fallo commesso su Patti, corretta, accetta l'arbitro. Giusto. Stesso metro di giudizio sul contatto tra Cottone e Nicoletti al primo tempo. Nicoletti qui lontana la palla. Non molto astuto qui, perché ha recuperato ad andare alla bara. Poi occhio, ancora qualcosa dei capitani. E giallo per Scoma. Giallo per Scoma? Forse perde di tempo. Giallo per Federico Scoma. Ammonito Scoma del capitano del CUS. Un po' al limite come scelta. Giallo per Federico Scoma. Ammonito il capitano del CUS. Ancora non si gioca. Ancora fatica a riprendere il gioco. Il CUS sicuramente può giocare col cronometro. E Nicoletti ne ha per tutti. Con tutti i difensori. Ah, sarà qualcosa da dire pure a Sara. Al signor Varchi si dovrà giocare dopo il fischio da parte dell'arbitro. È arrivato un giallo. Si può giocare, va lungo Scoma, fresca la munizione. Brusca mette giù, la partita si incenderà in questa finale. Fallo commesso da Arcuri su Maurizio Brusca. Ventunesimo 21 minuti alla fine. 24 sono già passati dal secondo tempo. Andrà a battere Marco Pupella. Sicuramente un giocatore che è in grado di gestire la palla in mezzo al campo, di dettare i tempi di gioco. Lui e La Rocca
potrebbe veramente darsi una grande mano in mezzo al campo. Pitucco, presso le due maglie avversarie. Anticipo Panormus. La bara prolunga di prima, rivolge bene palla verso Failla. E ora Brusca apre tutta a destra, Mandala, sovrappone Pupella, servito premiato sulla corsa, mentre rincorrono Ganci e Fioretto che va in posizione. Pupella, Brusca contro Arcuri, non la prende Mandala, Filoretto o Mantegna, lontana ma la palla è buona ancora per il Cus, la Rocca, Brusca dentro per Pitucco che parte oltre, fuori gioco di Roberto Pitucco, rete non convalidata, offside di Pitucco e la palla ritorna alla Panormus. Fuori gioco di Pitucco, 70° del totale, occhio, va giù ancora Nicoletti. 20 minuti al 90°. Roberto Pitucco scarcella, poi gioca fermo, c'è Nicoletta per terra. Nicoletti ha accusato la botta sull'ennesimo duello, sul solito duello con Feilla. Gioco fermo ancora. Qualche spintone ancora. È solo tra la Bura e Brusca. C'è per terra Pennino. Giallo per Brusca, giallo per la Bara. Ammonito Brusca, ammonito la Bara, ammonito i due numeri 7. 3 ammoniti nel Cus e 3 pure nella Panormus. Quota 6 cartellini. Al 71°. Mentre mi stanno dando cariche suoi. La palla ritorna al Cus dalle parti di Randolph Fasare. 18 al 90°. Secondo tempo ricco di interruzioni. Sarà un recupero abbondante. Mandala, Brusca. Non si intende con Pupella, ha messo giù Brusca. La palla torna ancora a Filoretto. Mentre rimanda in avanti Mandala, Pitucco anticipato, ottimo l'anticipo da parte di Ganci. Ora Mantegna sterza, tiene il pallone, Mantegna per buca, grandissima palla invenzione sui lati. Arcuri rientra, Mandala non lascia passare, cosa ha tirato fuori col filtrante Mantegna. Brusca vuole Pitucco, farà salire i suoi Roberto Pitucco. Ancora Pitucco vuole i suoi. Non può giocare, dovrà inventare qualcosa. Roberto Pitucco e va giù cercando un contatto che non c'è. E quindi Pupella, non da Brusca ma da Filoretto. Anticipato giù la Bara. Nicoletti si abbassa, ripiega per dare una mano, è lui che dovrà impostare. Luna con Galli dietro. Francesco Luna, l'ex della partita. Va a trovare Pennino sulla corsa, sulla linea di fondo. La tiene in campo, lo fa anche Giacomo Patti. Grandissimo recupero delle dimensioni classe 2010, era un altro 2010, Randolph Fasare. Provando ad andare sotto a posto, sbaglia qui a Sare, non riesce. Si sgancia palla al piede Ganci, finale al cardiopalma, come con Cadore di Monreale. Immagino tutte le case attaccate agli schermi, 1-0 il risultato, la decide Failla al quarto d'ora. È passato quasi un'ora da quel gol. Asare va giù, l'intervento di Scarcella è sul pallone. La palla torna a Vincenzo Lorino. Lorino mette in gioco. Felice. Pennino o Patti, il duello è ancora 3-2. Mentre la tiene Pennino, ma se la porta fuori. Esausto l'11 della Panormus. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Mentre le gare in contemporanea vedono il Bagheria che vince per 3-2 sulla New Eagles. New Eagles 2, Fortuna Bagheria 3. In contemporanea, il risultato che interessa le due squadre in campo. Patti dove non c'è nessuno però.
cercando l'aria. Arcuri non ci cade abbastanza forse. Messina può ancora bloccare con le mani, va a pressare la bara. Ancora qualche secondo Messina. Se li prende tutti e lancia. Quando manca esattamente un quarto d'ora al 90°. In due su Filoretto, la gestisce benissimo il 16, provando un dribbling che non c'è. Ora Scarcella. Rischia sulla pressione di Pitucco e sarà libero ora. Il 13 da Panus giocando al suo numero 6 Ganci. La bara Giulio. Nicoletti. Possesso Panormus, sterza ben Arcuri, arriva a chiudere la giocata alla Rocca, chiude lo spazio, rivolge a sinistra da Felice, allargando ancora di più da Giuro la bara, contro Mandala, la bara, dentro Messina blocca, non ha dubbi su questa presa Alessandro Messina. Un quarto d'ora al 90°, è pronto un doppio cambio nella Panormus, alla prossima interruzione. Pitucco. Anticipato di testa da Ganci che vola in cielo per effettuare l'anticipo. C'è però un'interruzione, ci sono due cambi nella Panormus. Un altro ex societario della partita l'anno scorso Conè nella giocare al Palermo all'interno dell'ambiente Cus Palermo. Oggi entra il maio numero 14 per il Cus, dentro Conè, fuori Pennino e dentro Luna, è fuori Luna al posto di un giocatore che vi comunicherò, è entrato in attacco. Dentro invece maglia numero 17, Riccardo Caffarelli. Caffarelli e Conè, questi cambi per l'ultimo quarto d'ora più recupero. Davanti Ganci, Mandala colpito da Nicoletti, non c'è fallo, ritorna brusca su Arcuri, sarà rimessa laterale per la Panormus. Mantegna, gioca da Scarcella, impressione Galli, Conè fresco sull'ingresso in campo, c'è Assare su di lui e gioca da chi l'ha servita Scarcella. Samuele Scarcella. Caffarelli va a servire così Filoretto, dal 17 al 16 la gestione. Filoretto in mezzo, una gran palla ma non c'era nessuno. E di testa Mandala, ricomincia da Messina che è ancora disponibile, presa con le mani. E ora sull'arrivo di Nicoletti. A lungo Messina. Brusco Felice. Tocca a Brusca. Poi non riesce a girarla Pitucco. Numero di Mantegna. Salta pure Pupella. Francesco Mantegna. Contro Mandala. Si a trovare pronto. Salvatore Mandala. È passata una 10 al 4 in questo finale di gara. Il Cus dopo l'uscita dal campo di Cottone per l'ingresso in campo di Pupella, abbassando Mandala. Terzino di destra. Centro di difesa Scoma e Failla. E a sinistra Patti. Quindi passando di fatto a 4 sulla difesa mister Davide Adeola. Inventa la Panormus, anticipo sull'appena entrato Caffarelli, Mantegna, Conè, Scarcella, gioca bene la Panormus in cerca dell'occasione in questo fine di gara, palla ribattuta via quasi la calcio tennis, tutta in palleggio, allontana poi Failla dove c'è Vincenzo Lorina nel rigore. Scoma lascia scorrere, arriva a rincorrere Nicoletti, Scoma sembra essere esausto, riesce ad allungare in rimessa laterale. Pronta con la mano, rimessa laterale per la Panormus, cercando il capitano, giro alla bara. Pronto l'8 Mantegna, supera Sare, Galli un po' timido, calcia Mantegna, Messina, parata plastica lunga sull'esterno, perfetto quella Messina. Ora Galli accende nel contropiede, Riccardo Galli gioca da Randolfo Sare, c'è Pitucco tutto largo a destra, non può essere servito ancora. Sembra aver toccato per ultimo giocatore della Panormus, conferma l'arbitro, rimessa al laterale per il Cus Palermo. Intervento salva risultato di Alessandro Messina.
Parata plastica, va giù sul proprio asse. Proprio la nuova scuola dei portieri, sempre strutturando su questa parata. Guarda quindi sulla posizione, plastica, quasi la futsal a mandare sull'esterno. Pitucco, prova il tiro, Roberto Pitucco, murato al momento della conclusione. Stiamo entrando negli ultimi 10. Va in avanti Caffarelli, Scoma può intanto lasciare rimbalzare, torna da Messina, non può bloccare con le mani, ci stira con i piedi. Messina, imperfetto sul lancio. Domenico La Rocca vuole un numero di troppo, tocca l'arbitro, la palla ritornerà alla Panormus. Finale al Cardiopalma, 80esimo, la Deola in centro non ha apprezzato questa giocata di La Rocca su un tentativo di numero in una zona troppo delicata. Può partire un destro, Asare glielo impedisce, c'è Pitucco come riferimento non trovato. Mandalò la bara, tocca per ultimo Mandalà, la bara si guadagna questo calcio d'angolo e quindi la Panormus entra in area di rigore del CUS. Calcio d'angolo Panormus, nessuno dietro a coprire al momento. Tutti in aria, solo Conè. Sono dentro la ripartenza. Colpo di testa di Filoretto, la palla arriva in rete. Ha pareggiato la Panormus. Filoretto coglie i frutti di un ingresso in campo perfetto. Mette grinta e tenacia per il pareggio Panormus. CUS Palermo 1, Panormus 1. La pareggia all'81esimo la Panormus. La pareggiata Filoretto. Su un atteggiamento troppo difensivo del CUS, la Panormus aggredisce dal 45esimo, arriva il gol a 9 dalla fine, assegnato a Filoretto su uno sviluppo da calcio d'angolo. Risulta decisivo il suo colpo di testa, è 1-1. CUS Palermo 1, Panormus 1, 9 minuti al 90esimo. Pareggia la Panormus. Nel finale c'è un cambio. Dentro Giorgio Ales, fuori Randolph Asare. Dentro un altro 2010. Il gruppo di Mister Demma. Dentro Ales, fuori Asare. Nel CUS. Ora vedremo che pega prendere la partita. Sono 8 minuti alla fine di una partita a ritmi altissimi, veramente una grandissima gara. Ora La Rocca, il CUS per alzare il baricentro, Conè sullo strappo, recupera Patti, attentissimo ancora Giacomo Patti, poi rallentato, c'è un fallo e un giallo. Calcio di punizione per il CUS Palermo e giallo per il 9 Nicoletti. Ammonito Nicoletti. Ammonito Rosario Nicoletti nella Panormus per aver rallentato la ripartenza tentata da Patti. Lancia lungo Failla, dentro a cercare Pitucco, palla che resta viva, Roberto Pitucco scarica, Ales non riesce a passare, poi commette fallo, c'è giallo anche per lui. Appena entrato in campo, 1 minuto e giallo per Ales. A modo di Giorgio Ales, ho trovato anche la ripartenza. Giallo per Ales. Un giocatore per terra nel CUS. Ancora Scoma, è come diciamo esausto. Fuori Scoma, non ce la fa più, al suo posto Gioè. Dentro Christian, Gioè al posto di Scoma. Può entrare ora. Messina carica il suo difensore appena entrato, avrà un duro compito, quello di contenere l'attacco avversario in questi ultimi 6 più recupero abbondante. Lancio lungo in avanti, Failla di testa colpisce, manda via, palla buona per una botta, ci prova Mantegna, Messina blocca e ora ha più premura di rimettere in gioco, sicuramente dovrà velocizzare.
Messina, metà tra Patti e Gallì, palla difficile, rimessa laterale Panormus. Dai, movimento. Scarcella, Patti. Gallì va dalle parti di Ales che tocca con un braccio. Invece l'arbitro ci può seguire il gioco. Brusca. Strappo di ganci. Ales si è ammonito. Rischia tanto qui. Doppio giallo. Doppio giallo per Ales. Espulso Ales. Finirà in 10 il CUS. Doppio giallo per Ales. 3 minuti l'ingresso in campo e va fuori. 5 alla fine. Il CUS dopo aver perso il vantaggio è ora anche sotto di un uomo. Ingressi in campo da incubo per Giorgio Ales. Dovrà rifarsi domani col gruppo Under 16 contro la Sansanobi, ma questi 3 minuti sono da incubo. L'anno prossimo me la porto pure io da casa. Ma peggiore per Giorgio Ales. Espulso Ales. Calcio di punizione per la Panormus. Palla messa verso l'area, troppo profonda però non arriva nessuno. Sarà rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere per il CUS. Ora c'è un cambio, un altro cambio nella Panormus. Non ti prende più il 13. Dentro in maglia numero 15 Domenico Corrao. Dentro Corrao nella Panormus al posto di Mantegna, anche lui ammonito. Ci saranno 3 minuti e mezzo più recupero del rembaggio Panormus vista l'inferiorità numerica del CUS ora. Giocatore che decide il pareggio, la palla è verso di lui, deve andare Benedetto Failla e allontana via, deviazione a rallentare, Pupella fa volare via questa palla con una gamba un po' alta, con il gioco che prosegue senza fallo. Conè, la bara per la sinistra, la palla è per Felice. Felice lungo linea, manda via Gioè, spazza via Cristian Gioè, la ritrova Ganci con il CUS che sale sul tridente offensivo, arriva pure Domenico La Rocca. Ganci. Felice non riesce a tenerla qui Caffarelli, rimessa laterale per il CUS, rimessa laterale CUS Palermo. Brusca Pitucco, raddoppiato, si riesce a girarsi, a farla passare bene per Maurizio Brusca, perfetto il lavoro da boa di Pitucco, rimessa laterale, no, la palla resta in campo, viene mantenuta dentro. E invece no, arriva la chiamata dell'arbitro nel far battere questa rimessa laterale. Con il CUS che ora velocizza e c'è Mandalà. Prenda! Pitucco gioca, Brusca, va a trovare La Rocca, cambia a sinistra da Gallì, si ripresenta davanti il CUS. Gallì va sull'esterno, calcia Lorino! Sicuro sulla presa anche lui, scende sulla posizione Lorino per bloccare questo pallone e lanciare lunga in avanti. Verso Caffarelli, no perdone, verso Domenico Corrao, ora Lorino, Corrao sui lati, trovate il 15, dentro c'è Nicoletti e pure Arcuri sul secondo. Cercata la giocata, prova il tiro, ribatto di Messina, ancora, non riesce a indirizzarla verso la porta, Pietro Arcuri e Nicoletti la tiene in campo, invece no, è uscita secondo l'arbitro. Rimessa laterale per il CUS con San Fratello che non apprezza l'errore sotto porta del 18. Arcuri. Patti ritorna da Messina. C'è Gioè corto, lui lancia. Brusca anticipato la Felice. Manda là, Brusca mette il corpo, perde l'equilibrio. La bara contro Brusca, alto duello. Brusca portano giù. Con fallo da giù la bara. Che ha avuto sicuramente
Si è preso uno spavento, mentre protesta tutto il CUS, vorrebbe un doppio giallo sulla bara per la stessa motivazione di Ales. Il signor Varchi però non è dello stesso parere. Con Gentile in piena protesta. Calcio punizione CUS, 90esimo di gioco. 5 minuti di recupero. Si giocherà fino al 95esimo. 5 al termine. Vedremo come andrà questa partita sul finale. Gallì, o Patti o Pitucco. Non arriva nessuno dei due. L'ultimo tocco è nero però. Ha toccato per ultimo Scarcella. Rimessa laterale per il CUS Palermo. Andrà Giacomo Patti con le mani. Patti dentro l'aria, brusca con il manda via Scarcella, può andare in contropiede Arcuri. Gallì deve usare l'ultima energia per rincorrere e fermare l'avversario. Tiene ancora Pietro Arcuri. Gallì lotta sul pallone. Gallì, l'ultimo tocco di Conella, rimessa laterale per il CUS che velocizza ora. Roby Pitucco, brusca, cambia tutto a sinistra. Gallì contro Filoreto. Solido gioco di gambe, doppio passo. Filoreto tocca la palla, termina fuori. Rimessa laterale per il CUS che cerca di restare il più possibile in avanti. Richiede il recupero dalla panchina della Panormus. La rimessa laterale per il CUS. Primo del recupero dei 5 che va. Scarcella a vuoto. La Rocca vuole piazzare. L'ultima a toccare. Va giù sullo scontro con Conè. Non c'è niente. L'arbitro lascia proseguire il gioco con la palla tra le mani di Vincenzo Lorrino, ma la Rocca ancora per terra. Mandala. Filoreto. Gioco fermo. Gioco fermo per verificare le condizioni di La Rocca che resta ancora giù dopo lo scontro con Davide Conè. Si rialzò Domenico La Rocca. Un altro cambio nel CUS. Dentro Cavaliere. Un altro 2010. Dentro Cavaliere nel CUS, fuori La Rocca. Fuori anche Domenico La Rocca. Dentro Cavaliere. Gli ultimi 2 scatti, 11. La palla riprendere in gioco dai piedi della Panormus. E si riprende. 93. L'abbiamo segnato 5 di recupero. Vediamo se si giocherà qualcosa in più. Manda la brusca. Apre verso Gallino. Riesce a risultare lucido sulla giocata. La perde. E quindi Scarcella per Filoreto. Il gol è il gol del pareggio. Failla chiude la diagonale. Su un tiro che poteva diventare un assist per Nicoletti. Arcuri. Filoreto. Ancora Arcuri. Mette in mezzo Arcuri, allontana via Pupella, Gallì o Scarcella, si allunga al massimo qui Scarcella. C'era fallo prima però. C'era fallo precedentemente, calcio di punizione per il CUS. 90 secondi al termine del recupero, del 5 di recupero. Failla, colpisce Filoreto, il migliore dall'ingresso in campo, il migliore forse tra i migliori in campo alla Palermo, sicuramente il migliore dei subentrati. Oltre il gol, la bara sterza, si gira, non c'è fallo su di lui. Pitucco prova ad andare a destra tentando di andare sulla corsa di Cavaliere. Rimessa laterale per il CUS quando siamo nell'ultimo giro di lancette di questo recupero. Pitucco va giù, non c'è niente. Deve impostare Marco Pupella, prima va da Failla. Sono gli ultimi palloni della partita. Failla lancia lungo, la palla è per Pitucco che mette giù. E poi va giù Pitucco. Andava poi giù Roberto Pitucco. Non ti puoi fermare. Resta tale per il CUS.
Apre tutto la Panormus. Se la va a riprendere Failla, tornando da Messina. Non sappiamo quanto si giocherà ancora, che c'è stato sicuramente qualche un minuto circa di tempo sul recupero. Siamo al 95esimo. L'arbitro però porge il fischietto alla bocca e fischia 3 volte, mandando le squadre negli spogliatoi. Solo 1-1. Finisce così la partita. 1-1 tra Cus e Panormus. Si dividono un punto per parte le due formazioni su una gara vincentissima, con la Panormus che ha aggredito il secondo tempo, il Cus che ha gestito invece il gol di vantaggio, ma è arrivato all'81esimo il gol di Filoreto, quello che regala la parità alla Panormus. Grande prova di entrambe le formazioni. Ora la classifica vede New Eagles a 42, Cus a 41, quarta in classifica, e Panormus a 34. Quindi vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per il pomeriggio passato insieme. Un saluto, alla prossima da Filippo Longi e grazie sempre.